Sì. Simone. Buongiorno. Perché Simone sembra che sia il nome degli chef, insomma, ecco, di questi chef. Adesso non dico stella Michelin in questo caso perché abbiamo un ritorno di cervelli, no? Cioè la fuga di cervelli e di fornelli, poi qualcuno torna e magari passa, che so, dal Brennero per rientrare, non so se sull'Aspromonte, sulla Sila. Il giro lungo. Eh? Ho fatto il giro lungo io. Sei di? Allora, nato in provincia di Milano, ma di origine calabrese. Sì. Quindi origini calabresi, sì. Ecco, dalle parti di San Giovanni in Fiore mi viene da dire. Io sono più di Lamezia, ma San Giovanni ci sono amici. Ecco, bene, sì, bene, sì. dove poi ci sono state anche delle novità. Sì, mi sembra, grandi amici. In Calabria, insomma, è una delle regioni toccate dalle nuove stelle Michelin, e quindi bene, eccoci qua con un altro Simone, perché stavo rincorrendo questo Simone di Venezia. Sembra quasi il ballo di Simone della Wisteria, che praticamente adesso è in attesa di aprire il suo ristorante Vite, puntato, quindi non è copiato da San Patrignano, ma è proprio come si dice, l'acronimo, ecco, e quindi lo siamo andati a trovare, diciamo, nel suo bistrò, nel suo ristorante, non proprio quello ancora che chissà poi cosa otterrà, lo staremo un po' a vedere. È chiaro che molto probabilmente lui dovrebbe, come dire, portare avanti questa stella che ha ricevuto a fine anno scorso, che è poi quella del 2022, Simone, di Treviso, e quindi riportarla lì, e poi facciamo i migliori auguri anche a Venezia, perché poi anche i gestori dei ristoranti comunque non devono mettersi a piangere quando lo chef se ne va, perché se c'era un contratto chiaramente scritto nero su bianco, è chiaro che lo devi chiaramente rispettare, e poi si arrivano queste belle sorprese, appunto tanto meglio, e quindi bisogna darsi da fare, e quindi c'è questa giostra appunto di chef, ecco, che fanno anche il giro del mondo, ecco, e poi tornano, ecco, come appunto Simone. Quindi mi fa piacere averlo qui, perché è vero che io vado alla montagna, ma certe volte per fortuna la montagna viene da me, quindi lui che stava all'isola di Hokkaido, se si pronuncia così, ecco, in Giappone, però insomma, arrivati a Tokyo, penso che inizi un altro viaggio. Assolutamente, sono ancora un paio di ore di aereo e un paio di ore di treno per arrivare dove eravamo prima. Bene, allora dai, raccontaci un po' come anche tu, come appunto hai iniziato, visto che sei giovane, quindi chiaramente il racconto non può essere lunghissimo, come se io vi raccontassi tutta la storia dei ristoranti che ho conosciuto, ma devo dire che con lui qualcosa potremmo anche raccontare di mio, perché è legato a forse il migliore chef, il più grande chef, anche se magari molti non si rendono conto che è la cucina di Michel Bras, quella che un po' gira tutti i ristoranti in Spagna piuttosto che in Italia, chiaramente anche in Francia, perché di Laiol, e quindi nel centro della Francia. Raccontaci un po' come si parte, quindi da Milano. Allora, partito da Milano, con quindi 5 anni di scuola alberghiera al Carlo Porta di Milano. Dove è stata presentata anche una guida Michelin negli anni passati. Ecco, tra l'altro quella volta ero veramente in zona. Sì, giustissimo. E a 17 anni, quindi al quarto anno di scuola alberghiera, mi viene data la possibilità di fare il primo stage formativo, e lì chiedo di avere la possibilità di entrare nel miglior ristorante di Milano. All'epoca c'era Carlo Cracco con il ristorante Cracco Pec, che aveva da pochissimo preso le 2 stelle Michelin, quindi io entro a 17 anni nella brigata di Carlo, e questo incontro, diciamo, che mi fa innamorare di questo lavoro, e prendo un pochino Carlo come, diciamo, punto di riferimento di stile, di chef. Lui era appena tornato anche da grandi esperienze, aveva vissuto la Francia, e quindi volevo capire molto di più. Studiando un po' il suo percorso mi sono reso conto del suo passaggio appunto da Gualtiero Marchesi, e quindi io, finita la scuola alberghiera, decido di andare da Gualtiero Marchesi, dove rimango per 3 anni. Percorreva l'anno? Percorreva l'anno 2005-2008. 2005-2008. Al termine dei 3 anni il signor Marchesi mi prese in ufficio e mi disse che era tempo di fare le valigie e di andare all'estero, e come aveva fatto lui e come lui aveva consigliato a tanti suoi allievi,
mi disse, mi spinse a fare un grande 3 stelle francese per imparare un po' più di rigore, un po' più di tecnica, un po' più di perché sarebbe stata la base poi del mio lavoro. Che quindi in questo caso non è stato Troisgros. No, è stato Georges Blanc. Georges Blanc, sì, ecco. Vonna. E quindi io sono arrivato a Vonna a fine 2008, verso ottobre 2008. Sono rimasto per 2 anni. Sono entrato come commis, sono uscito da capo partita, girando tutte le partite. Nel ristorante principale, Sì, perché il 3 Georges Blanc stelle. ha un ristorante 3 stelle, quello che dovrebbero fare tutti, e ha una ventina di ristoranti Big Gourmand che costano uno zero in meno rispetto a quello principale. E quindi lì ho veramente imparato la cucina classica francese, ho imparato il rigore, ho imparato a stare in una brigata di 25 persone, ho imparato a fare dei numeri importanti e soprattutto ho imparato che questo lavoro è un business prima di tutto e quindi come tale deve essere gestito e girato da un gruppo. Infatti l'esempio è molto bello, perché da Georges Blanc si vede proprio lo chef che comincia a autografare durante l'aperitivo e poi dopo termina anche a fine serata e regala chiaramente il menù a tutti. Chiaramente in cucina ci sono, a parte il figlio, c'è anche proprio uno chef executive che garantiscono chiaramente che i piatti sono quelli. Non so se hai visto nell'albergo, praticamente c'è una bacheca dove c'è quel menù della fabbrica delle limonate, La limonaia, che era praticamente l'attività della Mer Blanc, che una volta, 2 all'anno creava questi grandi eventi, un po' come succede ai matrimoni, no? E quindi c'erano tutti questi piatti che il di Georges Blanc continua a fare. Assolutamente, piatti storici come le grenouille, le escargot, piuttosto che le crêpes bon assiette. E sì, appunto, prima si parlava dello chef di cucina, appunto c'è Federico il figlio in cucina, lo chef attuale Florian, e quando io ero lì era il mio commis, quindi adesso tanto contento che sia diventato appunto responsabile di tutta questa brigata, e quindi lì imparo un po' quella che è la cucina classica francese. La cosa alla quale mi sono legato forse di più sono le salse e le cotture, diciamo, espresse, quindi burro, tanto burro, tante cotture millimetriche, però avevo sempre nel cuore, diciamo, un sogno, che era quello di andare alla Guiole. E quindi parlando con Georges Blanc... Cioè il sogno da dove veniva? Allora, il sogno veniva dal suo libro. Quando io ero da Gualtiero Marchesi e noi vivevamo insieme un po' tutti i ragazzi in Albereta, durante le pause, durante i giorni di riposo sfogliavamo tanto i libri di cucina. E per un cuoco il libro di Michel Brass è un po' veramente... Perché sarebbe stato il libro di Michel Brass il primo caso letterario di questo genere, perché poi molte volte si fa il libro perché devi fare il libro, magari lo regali. Stavamo parlando di Georges Blanc che firma appunto i menù, eccetera, eccetera, quindi dai un ricordo. Cipriani, che va citato anche lui, è solito fare questa cosa. A mia moglie non so quanti libri ha regalato, evidentemente li omaggia alle signore, non ai signori. E bene, sì. E quindi niente, in Albereta girava questo libro, io mi ero innamorato dello stile, mi ero innamorato del modo di scrivere, mi ero innamorato veramente della sua filosofia e mi ero messo in testa un giorno vorrei tanto arrivare a lavorare in quel luogo con quello chef, ma appunto la mia preparazione non era abbastanza solida per arrivare in quel luogo, quindi dovevo un po' farmi le ossa, quindi questo passaggio fondamentale da Georges Blanc, e niente, con il quale appunto trovammo, fu proprio Georges Blanc a chiamare la Guiole e a dire ho un ragazzo che per me appunto è valido, mi piacerebbe che si organizzasse almeno un periodo di prova e poi voi valutate se va bene o non va bene. Io quindi salì alla Guiole per tre giorni per fare la mia prova, per giocarmi la carta, e all'epoca era il momento in cui Michel stava un pochino, diciamo, facendo un po' gli ultimi servizi per poi passare tutto in mano, tempi recenti, fare quel periodo di passazione con il figlio,
e quindi io ho avuto veramente la possibilità di vivere questa epoca alla Maison Brass di Michel Sebastian. Che poi è un po', visto che io ci ho avuto a che fare come giornalista, e quindi chiaramente stiamo parlando veramente del più grande chef, quindi minuzioso, che cerca ancora magari di arrivare dove non è arrivato, anche se magari la sua insalata, insomma, l'hanno fatta tutti, non sanno neanche che è stato lui il creatore, certo. perché poi MB, sia Berzeteghi che Michel Brass, quindi c'è questa cosa che non si sa, ma poi alla fine è sempre quella che gira. Poi magari è meglio non dire niente, fai un'insalata con le migliori verdure, no? Come dicono i francesi, come Crippa ad Alba, che è stato tra l'altro anche lui uno degli allievi, e quindi sì, in effetti. Assolutamente, e quindi da lì poi inizia un percorso con loro che mi ha portato, diciamo, a un legame di 11 anni. 11 anni con la Maison Brass, 11 anni dei quali 4 passati alla Ghiol, 5 passati appunto sull'isola di Hokkaido come chef e direttore del loro ristorante Michel Brass a Toia, e qualche anno di preparazione appunto tra la Ghiol e il Giappone, soprattutto i 2 anni passati in Inghilterra e il periodo in Australia, per prepararmi a quello che sarebbe stato il Giappone. Quindi andare in luoghi per imparare l'inglese, andare in luoghi per imparare mentalità diverse, gestioni diverse, quindi veramente è stato un periodo di formazione fondamentale fatto con Michel e Sebastian. Sì. Nonostante Michel Brass sia uno abbastanza restio a partire e ad andare, ma mi raccontava, poi mi sembra che sia anche confermato il fatto che lui non voleva assolutamente fare nessun ristorante, penso che sia l'unico in giro per il mondo all'estero che sia l'unico, semplicemente perché un cliente ha insistito talmente tanto, evidentemente c'è un albergo là, c'è un albergo Windsor Hotel, era all'interno di un Windsor Hotel, quindi un grandissimo hotel. L'ultimo piano di questo hotel, all'11° piano, è nato un po' quello che era il suo unico ristorante gastronomico fuori dalla Ghiol. Perché i clienti chiaramente hanno sempre ragione anche quando hanno torto, anche con Michel Brass puoi riuscire a fare una cosa del genere, non facile, ve lo posso garantire, ma stiamo parlando effettivamente che è un fotografo poi in realtà, un appassionato di fotografia. Ecco, mentre io stavo facendo, ad esempio, questa può essere un'intervista, no? Una delle tante che si fanno, lui è uno che ti sistema, se sta vedendo quello che succede, lui ti sistema in modo che venga bene, tu scatti bene. Ecco, sia lui che Sebastiano, infatti questa diciamo passione me l'hanno trasmessa tanto, per la fotografia, per lo sguardo, e questo poi si riflette tanto anche in quello che è il mondo della cucina. Michel mi disse sempre che appunto la fotografia ti permette un po' di focalizzare, di rianalizzare poi nel tempo, e quindi di migliorare quelli che sono i dettagli e tutto quanto. E infatti in cucina da Michel Brass erano tutti questi libri, sono stati pubblicati in giro per il mondo, fuori, ma magari anche di qualche d'un altro, riviste, quindi è una sorta non solo di laboratorio, no? di cucina, ma anche proprio informatico, con le ultime novità, e quindi insomma complimenti effettivamente a questo chef che appunto, come dicevo, è minuzioso, cerca sempre di essere bravo in qualsiasi altra cosa che non ha già fatto, e quindi arriva anche al punto poi di quasi rinunciare alle 3 stelle, ecco, quindi di riconoscere come altri hanno appunto fatto, tra l'altro anche Gualtiero Marchesi poi è stato appunto uno di questi. Poi io devo dire, secondo me certe volte i geni un po' impazziscono, no? Ecco, quindi magari fanno delle cose che secondo me non andavano fatte. Poi quelle sono appunto, io ho avuto diciamo, nella mia carriera ho avuto l'esperienza di 2 rinunce importanti. Io ero in Albereta quando il signor Marchesi ha rinunciato alle stelle, ed ero nel gruppo Brass quando hanno fatto questa scelta. Sono dei momenti epocali per un cuoco, perché veramente sono delle scelte ponderate e tutto. Poi quando mi viene chiesto che cosa ne penso che sono scelte talmente personali che infatti diciamo non possono essere giudicate, perché la carriera di un cuoco veramente è solo il cuoco stesso che può giudicarla.
Da parte nostra in Giappone, infatti era anche uscita la cosa, Michel rinuncia alle stelle in Francia. Che cosa era successo in Giappone? Noi siamo andati avanti a tenere le 2 stelle sempre, anche perché appunto la direzione era diversa, il gruppo era diverso, e quindi siamo andati avanti a tenere le stelle. E quindi io, anche da giovane cuoco, ancora oggi aspiro tanto anche a quello, sarei un ipocrita a dire il contrario. E quindi niente, diciamo che questo è un lato, ma forse la cosa sulla quale mi concentrerei di più è quello che lui e Sebastian mi hanno trasmesso in questi 11 anni, che è stato sicuramente l'amore e la passione per un lavoro portato veramente ad un livello altissimo, e fatto però con un'umanità e una, diciamo, semplicità di comunicazione veramente incredibile. Cioè, Michel aveva la possibilità e anche aveva la capacità, e anche Sebastian, in cucina io non ho incontrato persone più esigenti di loro sul dettaglio, veramente sulla virgola, però fuori dalla cucina Michel era un padre, Sebastian era un fratello maggiore. Quindi veramente una famiglia a 360 gradi, e quindi mi ricordo sempre questa frase che Michel diceva: c'è un momento per ridere e scherzare, e poi c'è un momento per lavorare, e quello facciamo al meglio. Ed è stato molto bello con Michel Brass poi venire finalmente, insomma, in Italia, invitato per un premio a Canale, e mi dispiace appunto dirlo, in Italia in realtà non abbiamo mai ospitato i grandi chef. Diciamo che Alain Ducasse è arrivato ad esempio negli ultimi anni, poi anche perché è Alain Ducasse, ecco, che poi è un po' in tantissime situazioni, in realtà moltissimi chef, tra cui Michel Brass, non sono mai approdati, penso, a Identità Golose, che è il primo posto a cui penseresti, ma idem Santi Santa Maria, potremmo fare un elenco. Roland Seger, ad esempio, è uno che ha veramente rinunciato alle 3 stelle, perché praticamente ha chiuso il ristorante. Poi il figlio attualmente da zero sta molto probabilmente tornando appunto in auge, magari senza fare tanto rumore, diciamo così. Ma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO, cioè la cucina francese, i cuochi, quindi noi abbiamo la cucina mediterranea, la cucina nostra, la dieta mediterranea, che è patrimonio dell'UNESCO. Ed è vero, è giusto, i nostri prodotti chiaramente che tutti ci invidiano, e invece gli chef, decisamente i grandi chef sono questi appunto francesi. Bisognerebbe conoscerli un po' meglio, in particolare appunto Michel Brass, perché poi chiaramente dalla Spagna, dai Paesi Baschi, cioè quelli che confinano la Catalogna appunto con la Francia, il primo ristorante prima di arrivare a Parigi, magari in auto, lo dico in autostop, ma comunque è sicuramente questo al centro della Francia, che allora penso ci fossero i Purcell a Montpellier, ecco, ci fossero loro, ma da quella parte praticamente non c'era ancora Fonzon-Couze, questi posti qua, no? dove adesso ci sono assolutamente le 3 stelle Michelin. Diciamo che era tutto, diciamo, no? Nella parte est, se vogliamo, al confine con la Germania, comunque Parigi, indubbiamente. E quindi bene, adesso parliamo chiaramente di quello che sta facendo chiaramente lo chef. Ecco, io devo dire che mi sono in questi 2 giorni, che sono poi 3 giorni e 2 notti, mi sono voluto concedere proprio questo albergo, perché è vero, ci sono gli chef, ma ci sono anche alberghi, cioè anche Michel, no? Assolutamente. Michel Costa è un po' il Michel Brass dell'hotellerie, secondo me. Non so se Michel conosceva già Michel Brass. Sì, assolutamente, conosceva, sì, conoscevano, conoscevano un po' il mio percorso, e addirittura quando c'è stata la mia presentazione mi fece la sorpresa di fare questa presentazione con alcuni giornalisti, e l'introduzione a mia insaputa la fece Carlo Cracco, quindi come quasi come bentornato in Italia, e quindi quella fu veramente una sorpresa molto apprezzata. L'abbiamo fatta qua, poi l'abbiamo fatta cioè adesso qualche mese fa? Sì, qualche mese fa, via internet, perché appunto non si poteva organizzare. C'era il collegamento. Sì. E quindi diciamo che quello mi ha fatto tanto piacere. Con la famiglia Costa ci siamo da subito trovati, diciamo, a livello di filosofia, a livello di scambio di idee,
soprattutto con il signor Michil c'è quella sensibilità di base per questo lavoro che noi non vediamo come un lavoro, ma lo vediamo più come una missione di vita, che è molto profonda, e quindi da lì abbiamo iniziato un percorso che a oggi ci stanno tante soddisfazioni, perché vediamo gli ospiti che sono veramente molto contenti, il ristorante è sempre completo, e quindi stiamo piano piano andando a creare un po' quello che è il nostro futuro. Stiamo un po' cercando di come dire, mettere delle pianificazioni per migliorarci sempre di più, perché abbiamo degli obiettivi molto alti. Io, se sono tornato in Italia, non è perché, lo dico sempre, non è perché mi mancava tanto l'Italia, ma perché in Italia ci volevo tornare quando come dice Marchesi, adesso ho visto. Sì, sì. C'è la famosa adesso, frase, no? Lui magari giusto, è stato poco dai Trois Gros, però aveva... Giusto. Io ci ho messo un po' di più, ci ho messo 14 anni per vedere, però lui appunto, era ho girato di una il famiglia mondo. di ristoratori. Sì. Però per me appunto i 14 anni all'estero sono stati fondamentali, e quando si è proposta l'opportunità di andare a creare un progetto veramente importante con la famiglia Costa, allora lì ho detto ok, è il momento giusto per tornare, ci sono le basi per scrivere una pagina importante qui in Italia, e quindi da lì siamo partiti. Bene, infatti l'hotel, devo dire, è modesto, nel senso che è un 4 stelle della Leading of the World, e che ha degli standard 5 adesso. Sì, da un paio d'anni 5. È diventato 5? No, perché è rimasto, quindi è un cambiamento recente, perché Michil era solito dire il 5 stelle Sassonger. 5 più Sassonger. Quindi quando qui ce n'erano solo 4, ma giustamente qui penso che ci stia anche una L, ecco, senza comunque risultare pacchiani, ecco, in un certo senso. E quindi ecco, penso che il bello di un albergo come questo, lì di un hotel of the world, come del resto poi il famosissimo Rosa Alpina, che era della Reliscia Tove, insomma, standard veramente importantissimo, bello proprio di vedere che sia la colazione che il ristorante per gli alloggiati, poi qui c'è addirittura il bistrò, c'è anche, mi hanno detto, una discoteca qui davanti, domani non ci credevo, andrò a vedere, sicuramente anche appunto il club, quindi l'albergo, diciamo, vive in queste sale, queste stube, quindi non c'è la classica sala grande per gli alloggiati, dove c'è il buffet, tutto è spartano, ma come dire, il servizio è sempre impeccabile. Anzi, consiglio di fare una settimana con queste come dire, mezze pensioni, no? Dove appunto tutti i giorni c'è un menù diverso, ci sono i piatti appunto diversi, poi ci sono dei classici che durano settimanali, mi sembra, appunto di ricordare, dove già si può vedere, insomma, la mano sempre dello chef, ecco, lo chef che supervisiona un po' tutto. Anche per farvi un esempio, ieri sera sono rimasto molto colpito da penso fosse Topinambur, anche se avrei detto fosse, nel menù c'era scritto chiaramente che era Topinambur, però diciamo Topinambur lo trovi da qualsiasi parte, ecco, in qualsiasi menù, ma non l'avevo mai mangiato così, cioè non avevo, anche perché capita, è raro vedere come è fatto il Topinambur, ecco. Quindi arriva, lo trovi scritto e colpisce, in realtà è una patata, ed è una patata che mangiano i maiali, tra l'altro, però il nome, diciamo, supera il prodotto stesso, che però è un prodotto eccellente, come diceva Piero Angelini, che è un nobile, cioè, prodotto, la patata, perché poi, come dire, per esempio il tartufo, che invece, no? Vale molto di più da solo, non riesce chiaramente a fare un piatto, mentre invece la patata da sola. Però lì appunto poi sta il cuoco, la sensibilità del cuoco, estrarne l'eleganza e il valore. Certo. Quindi questo Topinambur, perché mi ha colpito, perché era sia fatto a crema, ma c'era anche forse la consistenza che ha questo tubero. Ma anche perché comunque la cucina e la filosofia che portiamo oggi avanti, e poi dopo 11 anni con Michel Vras, che forse è appunto, diciamo, il cuoco che ha aperto un po' la pista alla cucina vegetale. Il suo primo menù legumi, anche se lui non se ne è reso conto, nel senso che lui è ancora là che si scervella per carne, non so come si chiama questa insalata, il garguglio. Garguglio. Ecco.
quindi che è stato creato 35 anni fa. Infatti ogni volta che si parla con Michel lui dice 35 anni fa creare un menù vegetale, creare un piatto come il garguglio, le persone pensavano che fosse un folle, mentre oggi è la normalità ed è la regolarità e tutti vogliono intraprendere quella strada, perciò veramente la visione... C'era anche l'Aligone, l'Aligò, sì, era vegetariano, cioè c'era perché l'Aligò mi sembra che sia un purè, con la toma di laghiol, patate, molto semplice ma molto goloso. E diciamo che qua cerco un po' di portare avanti quello che i miei maestri, come Michel, come lo stesso Gualtiero Marchesi o Carlo, mi hanno un po' insegnato in questi percorsi. Quindi il prodotto vegetale detta un po' la linea, quindi non è una moda, non vuole essere una moda, ma vuole essere un portare avanti un pensiero. Quindi come un maestro che ti istruisce e tu sposi quello che è il suo pensiero e quindi lo vuoi portare avanti nel tempo, assolutamente. E quindi abbiamo questo passaggio vegetale che sia alla Sua de Michiel, che sia al bistro piuttosto che alle Stues, ci teniamo tanto a questo passaggio. In Sua de Michiel ancora di più, infatti i nostri menù degustazione sono scanditi dal vegetale, quindi il vegetale sarà sempre la prima parola, diciamo, principale che si trova sul menù, e poi da lì sviluppiamo tutta quella che è la ricetta. Sì, assolutamente. Quindi voi immaginatevi il piano terreno dello zero, lo zero della Perla, praticamente adibito a sale, a Stues, no? Appunto il ristorante, sono tutte abbastanza simili. Poi adesso col Covid i tavoli sono distanziati ovunque, ecco, quindi alla fine però cambia magari quasi qui la Sua de Michiel magari ci sono i menù con più portate, immagino. Il menù degustazione, assolutamente. Ne abbiamo due, uno un po' più ridotto che sono tipo 5 portate, l'altro a 8 portate, due menù che vogliono essere simbolo di quelle che sono state le mie esperienze, i miei viaggi, ma anche e soprattutto la mia identità. Quindi c'è questa fusione tra quello che può essere Milano, la Calabria, il Giappone, la Francia. Ci tengo tanto alla mia identità, ci tengo tanto al mio percorso, e quindi chi viene qui oggi assapora quello e soprattutto assapora il lavoro di un team intero, quindi un gruppo di... Qui in Sua de Michiel siamo più o meno, tra ragazzi di sala e cucina, 20 persone. Però in tutto veramente il gruppo Perla è più di 130 persone, quindi veramente un gruppo numeroso, perché ci teniamo al dettaglio e la casa ci tiene veramente a far star bene gli ospiti, assolutamente. Poi c'è un momento della giornata dove si riuniscono tutti, questi giorni, c'è questa grande riunione, oppure c'è il compleanno la mattina a colazione, come mi è capitato, anche quello è divertentissimo, anche perché secondo me magari da qualche parte già lo stanno facendo, stanno premiando anche i ristoranti dessert, quindi potresti anche, come dire, includere il servizio, no? Il servizio appunto della colazione appunto la mattina, con tutte queste specialità che hanno anche dei costi come i normali pranzi e le normali cene. Bene. Quindi allora questi piatti che comunque nel periodo in cui ti sei anche allontanato appunto dall'Italia e che quindi proponi, quali sarebbero? Allora, diciamo che appunto nei menù degustazione, se dovessi fare qualche esempio un po' dei piatti che oggi ci stanno regalando più soddisfazioni, soprattutto appunto del ritorno degli ospiti, può essere sicuramente sedano rapa, quindi questo risotto che viene creato un po' sulla falsa riga di una lasagna, quindi immaginando la stratificazione di una lasagna viene composto questo risotto che alla base ha un sugo di maialino locale profumato al rafano, un risotto al tartufo nero pregiato e poi sopra, sempre a strati, scaglie di sedano rapa croccante, erba cipollina e questo tuorlo marinato. Però fatto a risotto. Fatto a risotto. E poi è sempre il millefoglie, è sempre il raviolo aperto, non so quante sfaccettature ci possono appunto essere, quindi sicuramente invitante, e si usa un riso... Noi usiamo riso Carnaroli, abbiamo una nostra selezione con i nostri partner,
E Perché immagino sia poi importante il assolutamente. chicco per fare una cosa, quando il riso si eleva, no? Sì, 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 e È chiaro che al lì dente poi deve essere, ecco. assolutamente cerchiamo la consistenza giusta, Eh, eh, la parte di amido giusta, eh. e quello si deve sposare un po' con quella che è la nostra idea di Ma il cucina. riso, sia ad Hokkaido che alla Yol, come dicono là, ecco. Sì, sì, sì. No, allora, per quanto riguarda il riso, vabbè, in Francia non c'è questa cultura del riso come del risotto, come dei primi piatti, fondamentalmente. Come piatto, è Assolutamente. sempre un contorno. È sempre un contorno. E mentre in Giappone è tutta un'altra qualità di riso, sono grandi consumatori di riso, ma anche lì viene utilizzato con altre preparazioni, quindi è un riso con delle cotture molto più prolungate, che ha una consistenza molto più morbida. Quindi diciamo che a livello proprio di culturale stiamo parlando di mondi totalmente diversi. Assolutamente. Ma questo diciamo è solo uno dei piatti, poi abbiamo altri piatti come ad esempio un raviolo che però viene fatto con un impasto di gnocchi con le patate della Valpusteria, quindi locali. All'interno andiamo a mettere un coniglio che viene lavorato come una porchetta classica, quindi con tutte le spezie di una porchetta, ma che poi per mantenere questa eleganza della patata e del coniglio viene sposato con del caviale e una nage, quindi qua ritorniamo in Francia, una salsa molto delicata fatta con dei finocchi e delle ostriche e una giardiniera di finocchi, quindi freschezza, iodio per sposare questa carne molto delicata che è quella del coniglio. Quindi differenze fra la Francia, sempre parlando dei ristoranti dove hai lavorato, e Hokkaido. Chiaramente nell'Aubrac siamo in montagna con queste vacche che vedi che pascolano là, in questo posto che sembra di essere, non si riesce a capire bene in quale era sei, ecco, quindi soprattutto il ristorante di Michel Bar sembra una navicella che è atterrata lì. Questo 30 anni fa, sì. Quindi ecco, differenze di ingredienti, anche di pesce, perché immagino se è un'isola Hokkaido, immagino che sia al mare. Grande qualità sul pesce, mantenere dei menù che dessero una possibilità di avere la parte vegetale, la parte diciamo del pesce, della carne, dei formaggi, diciamo in maniera equilibrata, in modo da accontentare a 360 gradi tutti. La particolarità un po' diciamo di questa visione, della mia visione di cucina, è che fare cucina alla Ghiol, fare cucina in Hokkaido, fare cucina sulle Dolomiti, per me la cosa importante non è mettere al centro Simone Cantafio, ma mettere al centro i prodotti, e quindi Simone diventa un ingrediente, ok? Quindi Simone diventa quel plus che può valorizzare l'ingrediente, perché se invece avessi fatto l'errore di mettermi io e di dire ok, voglio questo, questo e questo, sarebbe diventata diciamo una cucina totalmente diversa. Oggi invece prediligiamo quello che è la messa in avanti, come dicono i francesi, la mise en avance di tutto quello che è il prodotto, i produttori, e poi noi adattiamo. Quindi stamattina abbiamo visto sono arrivate le triglie, quindi oggi sarà pesce di mare, ogni tanto arriva il salmerino. Perché ho visto che c'è una sorta di cacciucco che ha un pesce o del giorno o comunque, no? Abbiamo l'arrivo ieri c'era dell'ombrina, oggi ci sarà la triglia. Oggi c'è triglia, diciamo che ogni giorno noi ci sentiamo un po' con i nostri fornitori. Le Rouget. Rosé, ma cos'è di scoglio? Questo scoglio, quelli che scoglio, sono quindi è oggi. bianca o Sì, rosa? molto, sì, no, chiara, tendenza a rosa. Quindi diciamo che con i nostri produttori ci sentiamo giornalmente, non li forziamo mai, quindi loro ci danno veramente quello che è il meglio, quello che al mercato c'è di meglio, e noi cerchiamo di valorizzare quello che loro ci portano al mattino, e cambiamo i menù molto spesso, perché questo tipo di cucina ti porta e ti obbliga ad essere flessibile. Quindi a chi mi dice ogni quanto cambi il menù, io dico questa settimana abbiamo cambiato 3 piatti, la settimana scorsa ne abbiamo cambiati 2. Siamo molto in evoluzione, la settimana prossima ce n'è già un altro in programmazione,
E quindi è una cucina che si evolve in base all'evoluzione del prodotto, quindi non si parla più di stagione, ma si parla veramente di giornate, di mercato e lì la difficoltà, ma anche la bellezza, perché penso che questo sia il bello del mio lavoro, dell'adattarsi davanti alla materia. Quindi la stua de Michil, ma anche le Stues, il bistrò Sì. che vi dicevamo, e quindi abbiamo la stua de Michil aperta la sera. Aperta solo la sera, chiudiamo solo la domenica, assolutamente. Per il pranzo c'è il bistrò, bistrò, ecco, dove ci sono dei piatti, quali sono le differenze fra... Sì, allora diciamo che quella è una cucina un po' più classica, una cucina che io amo definire golosa, diciamo molto di materia, molto di sostanza anche, e io ho la fortuna, e li ringrazio sempre, di collaborare con un'equipe, perché qua al Perla abbiamo un'equipe di quasi 40 persone in cucina, dove io sono supportato da appunto due sous chef, Luca per quanto riguarda la Stoa de Michil e Fabio per quanto riguarda il bistrò, e quindi con loro andiamo a creare tutto quello che è, diciamo, il nostro universo gastronomico per l'offerta qui al Perla. Sì. Beh, diciamo che abbiamo parlato solo dello chef e di quello che gira attorno alla cucina, poi chiaramente potremmo durare non so quanto con la carta dei vini, il libro dei vini, che è veramente un'enciclopedia dove è scritto anche tutto nei minimi particolari. Io scopro sempre qualcosa, ad esempio quando vado in Francia, il sud della Francia, mi capita il Banyuls, di questo vino rosso appunto da dessert, un po' come il Recioto, appunto da noi, che ho scoperto in questa carta che è sempre questa Grenache, il canonau, diciamo, sardo, e quindi mi soffermo, devo dire, su questi libri e su questa cantina veramente. Adesso io non so in questi ristoranti appunto come Michel Bras o Blanc se sono superiori o sono pari merito o inferiori. No, ecco. Allora, no, infatti questo è un tema molto importante. Io quando sono arrivato qua non lo sapevo e mi ha fatto tanto piacere. Qua al Perla c'è una cantina che è tra le 6 migliori d'Italia, quindi anche a livelli di volumi parliamo di circa più di 35.000 bottiglie. Perché sarebbe, tra l'altro, ho scoperto sempre nelle ultime ore, che è un wine hotel dove non c'è un grande ricarico, quindi la bottiglia di Sassicaia costa 250 euro, mi sembra, si parte da quella cifra, poi magari c'è l'annata che vale un po' più di più. Parlando di Sassicaia, appunto, abbiamo in casa la di Sassicaia, anche con la bottiglia numero 1, quindi veramente è un patrimonio a livello... Cioè, il pavimento è bottiglie di Sassicaia, della cantina. Sì, perché appunto la famiglia Costa è appassionata di questo mondo. Abbiamo dei grandi professionisti, da Paolo a Silvio a Valentina, che si occupano un po' di tutto quello che è il mondo vino, e su quello, nonostante appunto ci siano già grandi risultati, comunque si sta sempre investendo, si sta sempre andando avanti e si guarda sempre oltre, perché appunto quando io dico il progetto Stoa de Michil, il progetto Perla, è quello di crescere, e il fatto che anche io sia arrivato qua e sposi questo progetto è a 360 gradi, non vuol dire solo la cucina. Per me un ristorante non è cucina, un ristorante è da quando l'ospite entra dalla porta a quando l'ospite esce, quindi è vino, quindi è accoglienza, quindi è comunicazione, social e tutto quanto, quindi assolutamente, e su quello stiamo facendo grandi lavori. E noi qui vi salutiamo sempre che non ci siano altre cose. La famiglia, tutti bene? La famiglia tutto bene. Trasferita ad Hokkaido / Corvara? Assolutamente, la famiglia tutto bene, ci piace tantissimo quale dose in questo ristorante perché se lo merita. Mi sono dimenticato di